In 2025, treni storici in Friuli Venezia Giulia hit a record, a 20% jump in rides. Regione Friuli Venezia Giulia, with FS Treni Turistici Italiani and Promoturismo FVG, will expand the 2026 schedule and bring even more vintage rail experiences across the region. Quanto riguarda Palazzolo, e devo dire la verità, stiamo crescendo grazie anche al treno storico che ci vede insomma, le pubblicazioni, i siti, e devo dire insomma, stiamo pensando di istituire un ufficio turistico minimo per Coraggio perché A very good period in 2025, especially for Gorizia, for the European cultural capital. And for 2026, we will have the remember of the earthquake that the next year will be the 50th year of this event. In this year we had 39 trains, historical trains, in all parts of the region, and the next year we will make the same to promote our region for our citizens and for tourism. Sì, allora il programma 2025 dei treni con materiale storico è stato un successo sia dal punto di vista dei numeri, perché abbiamo superato abbondantemente tutte le edizioni passate, con un più 20% rispetto al 2024 e con oltre 13.300 viaggiatori trasportati. È stata un'occasione importante per il territorio, che ha visto una presenza di 39 treni realizzati nel corso dell'anno e un numero importante di treni realizzati, 10 su appunto 39 complessivi, in relazione all'evento Go 2025. Per il 2026 il programma è in via di definizione, lo sarà entro febbraio del prossimo anno, però contiamo già oggi un numero di richieste assolutamente superiore rispetto ai 39 treni realizzati. Sono state già 53 le richieste formulate dai comuni per servizi con materiale storico, e di queste un numero importante, quasi 20, relative a nuovi treni.